Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay all'interno di League of Legends, una nuova partita in multiplayer e quest'oggi c'è un ospite speciale a farmi compagnia. Salve a tutti. Ci troviamo in compagnia di Bisevic94, guardatelo un po', è in una nuova partita 3 contro 3 a impersonare tre nuovi personaggi. Ci troviamo nuovamente con un fantastico personaggio nella posizione superiore a noi. Guardate un po' questo fantastico pirata che è al livello 4, che sta incominciando a farsi a distruggere questi piccoli minion per andare avanti. Però innanzitutto analizziamo il nostro personaggio. Come nella partita precedente mi ritrovo con Sion, ovvero questo personaggio che è un po' una multi-arma all'interno di League of Legends, perché può essere utilizzato in diverse maniere. All'interno di League of Legends esistono diversi ruoli che un PG può assumere e in questo caso il mio caro Sion sta impersonando il ruolo del tank, ovvero una sorta di carro armato in prima linea con una quantità di vita abbastanza elevata e necessario per assorbire i colpi in modo tale da proteggere i personaggi che potranno infliggere del danno, come per esempio in questo caso Ibisevic ha un personaggio che risponde al nome di AD Carry, ovvero lo stile preferito dal suo personaggio chiamato Caitlyn è quello di far danno nascondendosi dietro le linee nemiche. Vediamo un po' innanzitutto di fare a pezzi questo stronzone. Come si chiama precisamente il personaggio che abbiamo davanti, questo grillo? Malfide. Malfide, ed è un personaggio abbastanza bizzarro, mi sembra che ha il mio stesso ruolo, giusto? Ovvero Sì, sì. di tank. Esatto. Quindi assorbirà una quantità infinita di colpi per proteggere i personaggi più deboli in difesa, però efficaci in attacco, come appunto i Bisevic. Però diamoci una mossa da battere questa torre, però a Non quanto ci pare sono minion, dobbiamo ritornare torna. indietro perché la nostra carne da macello è terminata, ovvero i nostri cari minion. Abbiamo raggiunto fino adesso il livello 4, possiamo potenziare le nostre abilità. Come ci sto prendendo la mano con questo personaggio, posso essere, attenzione, c'è un personaggio dietro di noi, Ash, blocchiamolo questo arciere. Più o meno che caratteristiche ha Ash? E secondo te è un buon personaggio oppure no? Ashe è range, un arciere. Eh, Colpisce da lontano, se lo si sa usare è un gran PG. praticamente non c'entra niente con col tuo stile, o No, sbaglio? non c'entra niente. Ho capito. Comunque ci sto prendendo la mano un po' con questo Sion, lo sto utilizzando abbastanza bene in queste ultime partite. Ho capito un po' le abilità principali come si devono usare, come soprattutto l'abilità, secondo me, una delle più importanti, ovvero la E, che permette di infliggere un maggior danno al costo di qualche punto di vita, però è importante per ottenere un vantaggio nella prima parte del match. E comunque, quindi Vieni potenziamo. vicino a me, vieni vicino a Sì, me. sono accanto a te. Ecco, esistono anche delle abilità secondarie, delle abilità che permettono di aiutare i compagni di squadra o addirittura il personaggio stesso. Per adesso mi hai aumentato la salute con un'abilità, giusto? A quanto Sì. pare mi è aumentata la salute, ottimo. Ed ecco che hai usato la mossa finale, wow, l'hai lasciato sì e no a 50 HP. Bene. Ce la stiamo cavando abbastanza bene, anche se il nostro amico pirata lassù non è che se la sta cavando tanto male, riesce a... Attenzione, blocchiamolo. Ecco qui. Avanti, avanti, È vieni qui, bloccato. spara, spara, che tu hai il fucile di precisione, questo bel calibro 60, vediamo se riusciamo a ucciderlo. Dannazione. Ora serviva praticamente l'abilità L'ho cecchino. usato. Maledizione. Vabbè, buttiamoci sotto la torre, innanzitutto uccidiamo tutti questi dannati minion nemici. Bene. Posso tornare in base? Hai Praticamente bisogno? dovrei tornare anche io perché il mio... Torniamo insieme, Va bene. La line è pushata, tranquillo. Lasciamo tutti questi termini un po' bizzarri che utilizza il nostro caro Ibisevic. Vediamo un po'. Intanto questo Gangplank qua su, vediamo come se la sta cavando. Livello 7, se la sta cavando anche egli abbastanza bene. Comunque, torniamo in base e vediamo un po' che cosa comprare dal nostro mercante. Allora, io direi di acquistare queste fantastiche scarpe di Mercurio che ci danno un'ottima resistenza magica e soprattutto avendo acquistato già gli stivali costeranno necessariamente di meno. Ottimo, adesso il nostro prossimo acquisto sarà il martello di Gimli. Vediamo un po' se lo riusciamo a ritrovare. Eccolo qui che aumenterà la nostra vita, un valore fondamentale per questo tipo di personaggio, ovvero il tank. Dobbiamo assorbire il maggior numero di colpi per permettere al nostro Ibisevic, ovvero l'AD Carry, di infliggere danno dalle retrovie. Bene, andiamo avanti. Come tutti i personaggi, la R, ovvero questa abilità, è una delle abilità più potenti. O sbaglio, è l'abilità, la mossa finale
Sì, è e praticamente permette all'interno del nostro personaggio stesso, ovvero di Sion, di ripristinare la sua salute nel momento in cui infliggerà dei colpi ed è un'abilità abbastanza utile, soprattutto nel momento in cui siamo circondati da innumerevoli nemici. Bene, prossimamente ragazzi vorrò intraprendere nuovi progetti, voglio misurare la mia capacità di gameplay. Attenzione, dalle retrovie è arrivata una freccia, mi ha colpito, mi ha gelato le chiappe. Chi è stato? Ash. Ash, è dall'altro lato, Vediamo un po'. finale. Provo a fare un po' un giretto nella giungla, attenzione a non scovare un orso che ci sbrana nettamente. Blocchiamo questo gorillone qui, benissimo, infliggiamo anche un'abilità che lo rallenterà nettamente. Avanti, spara con le tue palle di cannone che hai in quel fucile. Attenzione a questo clown del piffero che ci rompe un po' le scatole. Potenziamo nuovamente la nostra abilità, benissimo. Ritorniamo al punto ragazzi, vorrei intraprendere dei nuovi progetti, soprattutto vorrei cimentarmi su qualcosa di nuovo in questo periodo di attesa un po' morto, che non ci sono nuovi giochi per adesso alla portata di alla portata di mano, e quindi ho notato, cioè vorrei intraprendere un po' il genere horror, cimentandomi in qualche mod, ovvero in qualche missione aggiuntiva in Amnesia. Praticamente fatemi sapere che cosa ne pensate. Vorrei intraprendere un po' la strada di Amnesia, quindi cimentarmi un po' con questo gioco horror, magari con qualche mod aggiuntiva al game per renderlo soprattutto più appassionante. Ma per quanto riguarda le mod, ho notato che potrei utilizzare anche questa tecnica su un altro gioco, ovvero Minecraft. Non so, fatemi sapere che cosa ne pensate. Vorrei provare questo nuovo game, già lo conoscevo, l'ho provato diverse volte. La modalità single player è abbastanza carina, però con le mod necessariamente è più ampio il gioco, cioè permette di effettuare numerose attività che nella modalità single player non sono puntualmente gradite. Quindi vorrei sapere la vostra opinione per quanto riguarda questi due game che vorrei intraprendere e magari iniziare delle nuove serie, cioè una sorta di gameplay alternato tra i due. C'è Ash. Vediamo un po'. Dov'è? C'è qua vicino perché ha tirato la freccia. A posto, è sopra, okay. è sopra. Cercherò di alternare questa sorta di gameplay in modo tale da intrattenere in questo periodo un po' senza alcun game. Fatemi sapere quindi la vostra opinione. Intanto ritorniamo alla nostra partita potenziando le nostre abilità. Blocchiamo il gorillone, puoi sparare a tutta forza adesso, amico mio. Bene. Uccidiamoli. Adesso il nostro gangplank, il pirata dei Caraibi, lì Jack Sparrow lassù se la sta cavando abbastanza bene, sta per distruggere la torre che si ritrova nel lato nord, molto bene. Tanto ci ritroviamo a livello 8, il nostro personaggio ha il giubbetto antiproiettili, guardate della vita che abbiamo. Buttiamo a terra questa torre del piffero che sta rompendo un po' le scatole. Ottimo, ottimo, davvero ottimo. Il minion si è preso tutto il vantaggio, proprio... ha ucciso un altro nemico, il nostro caro Jack Sparrow, ottimo. Andiamo, vediamo un po' cosa comprare ragazzi. Wow, 2-0 abbiamo effettuato, una partita abbastanza positiva per adesso. Ok, ci sto prendendo davvero la mano con questo Sion. Vediamo un po' che PG ci saranno la prossima settimana, perché mi sembra che martedì cambiano, o sbaglio? Sì, ogni giusto, martedì giusto. ci saranno circa 10 nuovi PG e vedremo di trovarne qualche altro. Ho provato anche, vediamo un po', il personaggio Endminirger, non so come dirlo, quello lì è quello che lancia le chiavi inglesi, e a quanto pare non è di mio gradimento. Mi sto trovando sempre bene con questo Sion, perché è un personaggio molto dinamico, non è statico, cioè non può fare solo una singola attività, può essere utilizzato anche come un jungler, ovvero un personaggio che si aggira per la maggior parte del tempo nella sua partita nella giungla, ovvero in questo territorio adiacente ai due Nexus, praticamente contrapposto tra i due obiettivi principali, e praticamente può essere anche un'ottima scelta. Infatti la maggior parte delle kill che abbiamo fatto insieme sono dovute a questa tattica, giusto? Esatto, esatto. Vai da dietro, lo stunni, lo blocchi ed è morto. Io faccio te. Sì, benissimo. Tanto potenziamo nuovamente la nostra abilità. Vediamo di uccidere questi dannati minion che non ci fanno proprio avanzare, non fanno strada ai nostri. Bene, maledetti stronzi, andiamo avanti. Ok, abbiamo adesso l'ultima torre, rimarrà in seguito l'inibitore che permetterà di spawnare, ovvero di far creare, anzi di creare dei personaggini, ovvero chiamati minion, molto più potenti, molto più intriganti e soprattutto molto più cazzuti da buttare giù. Uccidiamo questa maledetta torre, lasciamo perdere i minion per adesso. Dai, continuiamo, anche se mi dovrò beccare qualche proiettile dalla torre, la voglio buttare giù. Bene, ok, hai distrutto tu la torre, ti sei preso tutto il merito. Sì, sì, mi sono preso il merito io.
Vediamo, ammazziamo questo minion. Guardate che figo il minion col cannone, ragazzi, è il più figo. Ok, attenzione, c'è Ash. Uccidiamola, dai, la blocco. Vieni qui, andiamo. Benissimo. Uccidiamo questi pezzettini di merda che sono rimasti. Ok, l'inibitore. Avanti, livello 10, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Una partita abbastanza rapida. Stiamo avanzando come non so che cosa. Veramente una partita fantastica. Speriamo che continui così. Non voglio che si ribalti. Andiamo, andiamo. Il nostro pirata dei Caraibi, Jack Sparrow, dov'è? In base? Perché qua ho In visto una base, in macchia base. rossa che mi ha fatto un po' paura, tutti questi minion. Bene, abbiamo distrutto l'inibitore, adesso i nostri minion verranno un po' rinforzati. Il clown, attenzione al clown, siamo in territorio avversario, dobbiamo stare molto attenti. Vediamo un po'. A 1900 monetine vedrò di acquistare un nuovo martello, perché il mio personaggio va avanti a martelli in questa posizione. Attenzione. Vediamo un po' dove è il nostro Jack Sparrow, là sotto, sta arrivando, benissimo. Inoltre all'interno della giungla ci sono numerosi personaggi che possono dare bonus al nostro PG, o sbaglio? I Eh, mob, che praticamente danno vari bonus alla squadra che vigilla. bene, mi sembra che in questa modalità 3 contro 3 il più potente è il drago. Un Sì, drago che si ritrova più o meno qua su, ragazzi, in quest'area ormai desolata, e potrà conferire numerosi bonus a noi stessi. Intanto cerchiamo di fare l'altra torre, anzi no, stava già distrutta. Allora, l'inibitore, aiutiamo Jack Sparrow, vediamo che vuole fare. attento, L'unione attento. fa la forza, quindi andiamo da questo lato. Siamo tutti Sì, sì, insieme. vediamo, eccoci qui. Gianni, ci Dove? inseguono. Ah, giusto, andiamo Da incontro che sta dietro. venendo l'arciere. Ash. Ma non è E solo, non è non è solo, solo vediamo, l'arciere, eccola qui, quindi dai, 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 stiamo dai, vieni attenti. qui. Dai, ci servono i tuoi È proiettili. che è morto, è morto, è morto, Hai è visto? morto, è morto, è morto, è Bene. morto. Ottimo, Saliamo, andiamo a saliamo farci l'altro. da Jack, saliamo da Jack, non andiamo soli. Ok, andiamo da Jack. Ok, l'inibitore è stato distrutto, vediamo quanti assist abbiamo fatto, 3 assist, wow, e minion distrutti 33. Aiutiamolo al nostro amico, benissimo, uccidiamo questi stronzetti, ottimo, potenziamo la nostra abilità. Andiamo alla torre, ecco non riuscivo a farmi strada. Benissimo. Tocca adesso all'inibitore finale, ragazzi, chiamato Nexus. Vediamo un po', attiviamo la nostra R perché ci stanno un po' distruggendo la nostra barra dell'HP. Andiamo, benissimo, dai, forza tutta manetta. Vittoria, ragazzi, siamo riusciti a completare questa fantastica partita all'interno di League of Legends, dove mi andava di effettuare una nuova sfida in multiplayer in compagnia di un fantastico ospite. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao ciao.